La difesa del sistema sanitario nazionale unico, accessibile, universalistico e gratuito sarà al centro della manifestazione in programma a Mestre sabato prossimo 6 aprile con appuntamento nel piazzale della stazione alle 14. La manifestazione promossa dal Covesap in occasione della Giornata Mondiale della Salute e della Giornata Europea contro la commercializzazione della salute attraverserà via Piave e si concluderà in piazza Ferretto. La presentazione dell'evento, promosso dal coordinamento di comitati che opera nelle 7 province del Veneto, è stata ospitata ieri a Palazzo Ferrofini dai consiglieri regionali dell'opposizione. Le richieste, illustrate da Salvatore Liard, portavoce del Movimento in difesa della sanità pubblica, e Maria Pina Rizzo, medico di distretto in pensione, si focalizzano su accessibilità delle cure e riduzione delle liste di attesa, investimenti in prevenzione, valorizzazione delle professionalità mediche e paramediche e sociosanitarie. Richieste sottoscritte dai consiglieri regionali di opposizione Erika Baldin, Cristina Guarda, Arturo Lorenzoni, Chiara Luisetto, Elena Stanella e Andrea Zanoni, che unanimi invocano un radicale cambiamento di rotta nelle politiche sociosanitarie regionali. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 4 aprile 2024. La prima notizia del giorno riguarda la manifestazione di sabato a Mestre, difesa della sanità pubblica. Una piazza per la sanità, serve un radicale cambio di rotta, leggiamo sul Gazzettino di oggi. La manifestazione convocata dal Covesap, Coordinamento Veneto per la sanità pubblica, si svolgerà a Mestre appunto sabato prossimo con appuntamento davanti alla stazione alle ore 14. Il corteo poi sfilerà lungo via Piave e arriverà a piazza Ferretto, ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda i bambini neonati scossi violentemente per farli smettere di piangere, ma anche trascurati, malnutriti o denutriti o ancora drogati involontariamente, privati dei bisogni essenziali oppure degli stimoli cognitivi che fanno maturare il cervello, ancora vittime di violenza o di abusi. Da tutta Italia a Padova, 35 casi al mese al centro del bimbo maltrattato. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. La struttura è sotto pressione, aumentano le situazioni negative di ogni tipo e c'è un dato shock anche in Veneto. Nel 2023 5 lattanti sono morti dopo essere stati scossi con violenza. Vediamo i dati pubblicati dal Gazzettino. L'articolo è di Nicoletta Cozza: 1600 i bimbi vittime di violenze tra le mura di casa o fuori, presi in carico nel 2008 dal centro appunto padovano. 35 bimbi attualmente presi in carico ogni mese dal centro di Padova. 150 i nuovi casi di maltrattamento all'anno, c'è stato un vero e proprio boom. 200 sono le vittime di trascuratezza accolte nel centro nel corso di un anno. Una diagnosi su 3 avviene entro i 3 anni d'età del bambino e più del 15% dei piccoli ha meno di 12 mesi. Il 55% dei casi riguarda bambine. Bisogna parlare diffusamente della sindrome dei neonati shakerati. I genitori non devono esitare a chiedere aiuto, questo il consiglio dello specialista. La notizia anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM: emergenza minori, piccoli maltrattati, nel 2023 in Veneto 5 neonati morti per scuotimento. Il drammatico bilancio del centro regionale di Padova, istituito nel 2000, domenica la giornata di prevenzione sulla Shaken Baby Syndrome. 150 nuovi casi ogni anno affrontati dall'equipe diretta da Melissa Rosa Rizzotto, 1600 famiglie con figli prese in carico in oltre 20 anni con follow-up che durano mesi e anni. Allora vediamo le diagnosi principali: maltrattamento fisico 19, trascuratezza grave 17, abuso droga e farmaci, poi abuso sessuale, violenza assistita, bambino conteso, abuso emozionale, sindrome del bambino scosso, disturbo fittizio per procura e poi altro ancora, quindi bullismo, cyberbullismo, eccetera. Sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo NEM poi un'altra notizia che riguarda ancora i minori: esposizione alle droghe, assistiamo a una epidemia.
Parla ancora Melissa Rosa Rizzotto, responsabile del centro. Da alcuni anni tutti i pazienti vengono sottoposti a test tossicologico. La principale sostanza rilevata nei minori ricoverati è la cocaina. Ma allora vediamo cosa dice Rizzotto. Una vera epidemia, non ci gira attorno la dottoressa. Un numero sempre maggiore di minori a partire dai lattanti viene esposto a sostanze stupefacenti, cocaina in primis, ma anche oppioidi, cannabinoidi, chetamina e anfetamina. È un problema molto grave e dilagante, rivela la responsabile del centro per la diagnostica del bambino maltrattato, e di cui non c'è consapevolezza. Più che un cambiamento del panorama sociale è il nostro approccio che sta consentendo l'emersione di questo fenomeno, specifica però Rosa Rizzotto. Grazie allo screening che facciamo su ogni minore che accogliamo, riscontriamo che non c'è differenza di risultato rispetto alla famiglia di partenza, che sia la classica famiglia bene o quella più ai margini. La percentuale di bimbi esposti alle sostanze tossiche non cambia e sono, il più delle volte, molto piccoli. Nei lattanti la trasmissione avviene attraverso l'allattamento, ma non solo. Se consideriamo la cocaina, che è la sostanza prevalente che troviamo, almeno nel 60-70% dei casi, il trasferimento nel piccolo avviene anche per contatto con i baci, le carezze, i vestiti, dove rimangono tracce anche minime della sostanza. Il fenomeno è al centro dell'attenzione dell'equipe, è un tema di grande rilievo per il quale abbiamo istituito un tavolo di lavoro dedicato per raccogliere e analizzare i dati, spiega ancora Rosa Rizzotto. È un tema che ci preoccupa molto perché anche in questo caso le conseguenze sui bambini possono essere gravissime e irreversibili e riteniamo vada monitorato con particolare scrupolo. Ebbene, questo per quanto riguarda l'emergenza minori, così la chiamano i quotidiani del gruppo NEM. Noi voltiamo pagina e proseguiamo però con notizie invece che riguardano la politica regionale. Prima di tutto, in vista delle europee, vediamo cosa si muove a nord-est. Partiamo dal centrodestra, in particolare dalla Lega. Vannacci, capolista nord-est. Sono onorato e ci sto ragionando. Il generale, che ricordiamo è sospeso dall'incarico in seguito a un procedimento disciplinare, dichiara: l'Europa non suscita un senso di appartenenza. A Treviso, intanto, Manera, il vice sindaco, è sempre più quotato come possibile candidato della Lega alle europee. Il segretario Salvini ha sciolto le riserve, quindi starebbe puntando su Vannacci. Difficilmente la Lega riuscirà a esprimere più di 2 eurodeputati. Con le quote rosa si prefigura la sfida tra Cisint e Conte per quanto riguarda appunto le donne. Vediamo invece il centrosinistra. I Dem puntano su Bonaccini e Zan, Moretti e Gualmini sperano nel bis. Più remota invece la candidatura di Schlein. Per il PD l'obiettivo è quello di centrare i 4 eurodeputati nella circoscrizione di nord-est. Vedremo come andranno naturalmente queste elezioni europee che si terranno l'8 e il 9 giugno. Prima vedremo naturalmente la composizione definitiva delle liste, in particolare nella circoscrizione appunto nord-est, ma nel frattempo invece voltiamo pagina. Un'altra notizia che riguarda la politica, in questo caso veneziana. Brugnaro, altolà a Marchi, Venezia la gestisco io. Lo scontro col presidente di Save si allarga dalla tassa d'imbarco alla politica municipale. Il sindaco attacca il presidente della società aeroportuale che gestisce aeroporto Marco Polo appunto e dice: faccio scelte che ritengo utili per la città, basta ingerenze e basta bugie. Insomma, Brugnaro non ne può più dei continui attacchi, in effetti critiche comunque da parte di Marchi. I due si sono trovati spesso in contrasto, in contraddizione, a partire dalla tassa d'imbarco che il Comune di Venezia ha aumentato per l'aeroporto Marco Polo, 2,50 € per il contributo d'accesso a Venezia, la tassa contestata dal presidente di Save Enrico Marchi, ricorda il Gazzettino di oggi. L'articolo è di Davide Scalzotto e Valeria Turolla e è riportata anche un'altra stoccata del sindaco al finanziere editore, che infatti fa parte della cordata di imprenditori che hanno di recente rilevato i quotidiani del gruppo NEM. Brugnaro dice: il TAR ci ha dato ragione, ma qualche giornale continua a fare pressione. Ebbene, chiudiamo la rassegna stampa di oggi
con un'ultima notizia flash che riguarda il meteo e il clima impazzito. Siamo ancora sulle pagine del Gazzettino. Neve, tromba d'aria e caldo, la folle settimana a nord-est. Dopo il maltempo, da domenica in Veneto e Friuli Venezia Giulia l'anticiclone Narciso. Le agenzie regionali per l'ambiente annunciano temperature alte per il periodo. Lo zero termico sarà previsto addirittura a quota 4000 metri. Secondo il meteorologo Rabito, marzo è stato il terzo più mite e l'ottavo più piovoso degli ultimi 100 anni. Ora sono attesi 25 gradi addirittura nelle zone di pianura, quindi caldo a partire da questo fine settimana, molto caldo, e nel frattempo ci sono già state nevicate con chicchi di dimensione di 5 cm di diametro caduti tra Bressanvido e Pozzoleone nel Vicentino. Un'ultima notizia poi riguarda l'indagine svolta dall'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo di Perugia e dall'Istituto per la Bioeconomia di Sesto Fiorentino. Vediamo rapidamente il titolo sempre sul Gazzettino: i boschi si adeguano al clima, stress da siccità al nord. Di cosa si tratta? I boschi italiani di Faggi hanno imparato ad adattarsi al clima che cambia, mettendo in atto strategie diverse per resistere a siccità e temperature elevate. Lo afferma appunto questo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports. L'analisi ha preso in esame l'arco temporale dal 1965 al 2014 ed evidenzia che nelle regioni del sud gli alberi sono più efficienti nell'utilizzo dell'acqua, mentre al nord foreste in apparenza sane nascondono segnali precoci di stress. L'effetto maggiore della siccità è stato rilevato in Trentino Alto Adige, dove si è osservata anche una maggiore riduzione della crescita degli alberi rispetto ad altri siti come Lazio, Campania e l'area del Matese, tra Campania e Molise. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.